Ciao ragazzi, io sono Mirko e bentornati sul mio canale. Oggi vi porterò con me in mountain bike a visitare Monteriggioni, Siena, Castellina in Chianti, insomma, la Toscana in bicicletta. E tra l'altro proveremo insieme anche un nuovo interessantissimo zaino. Beh, a questo punto che dire se non buona visione! Sveglia alle 6 e per darmi la giusta carica, caffè e ben 2 fette di pastiera napoletana fatta in casa. Spettacolare. Eccoci, siamo in preparazione. Laggiù c'è il Godi, il Santo e tutte le belle biciclettine lì pronte nel furgone. Dai, sarà una bella avventura. È arrivato anche Leo. Oh Santo, tra l'altro oggi mi porto lo zaino nuovo, quello della Ferrino. Con i punti della coppa. Bravissimo, con i punti della coppa. Voleva prendere anche mia moglie. Allora aspetta, intanto ci voglio una follia di punti, No, veramente costa meno, tanto. costa meno a comprarlo. Costa meno normale. a comprarlo, È però vero, sì. se ti ritrovi i punti della coppa ci fai un pensierino. Ma sono sempre i soldi sono comunque. Sempre soldi sono, ci non tanti. A comprare 10 nei panini sarebbe meglio. Insomma, ho Però- che. Però aspetta, vediamo come si comporta, perché secondo me sembra bello, comodo, è comodo, funzionale, le tasche ce l'ha. Ho trovato 3 difetti, però non te le posso dire. Me li dici alla fine del video. Benissimo, va bene. Mi raccomando, rimani, Ti rimane, c'è problema. Oh Sciacca, si aspetta, ma dove sei? Dici sono andato in Fontanella, ma se siamo di qua o bene qua. Ma insomma, oh Sciacca, la colpa non è tua, egli è mia che mi ci botto le scarpe. Ma vai. Eccolo, è arrivato finalmente, è arrivato, i ciacche. E il nostro giro inizia qui, a Monteriggioni. Caffè preso e si riparte. Cambio guanti fatto e si continua. Inizia a fare caldo, Panorama dopo Monteriggioni. Tra l'altro l'Italia è piena di rocche, castelli, torri, quindi è facile trovarne qualcuna quando si va in mountain bike. Eremo di San Leonardo, roba che è proprio Elden Ring, spostati. E intanto pausa frittata di pasta. Ecco, ieri abbiamo fatto una carbonara e con l'avanzo ci siamo fatti una fantastica frittata di pasta, quindi questa c'ha il guanciale dentro. Lo so, ovviamente quando si fa la carbonara non avanza niente, ma se riuscite a mettervi d'impegno vi viene fuori un'ottima frittata di pasta. Comunque per il momento questo zaino si sta comportando molto bene. Non mi convincono queste tasche laterali, il materiale ho paura che si possa rompere, anzi ne sono quasi convinto che si romperà prima o poi, ma per il resto per il momento si sta comportando molto bene, è pieno di tasche. Nella tasca laterale, quella che mi ritrovo sulla pancia, ci ho messo qualche snecchino da mangiare al volo, quindi bene, per il momento si sta comportando bene. Mi piace lo schienale, ma per le altre considerazioni vi lascio alla fine del video. O meglio, ne farò altre probabilmente in giro per il video, ma di sicuro alla fine farò qualcos'altro. Piccolo spoiler, in fase di montaggio ho deciso di recensire lo zaino in un video dedicato. Ti lascio il link nelle schede in alto e in descrizione. Ma cos'è questo, ti chiederai? Cos'è? Questo è il lago scomparso. Eh sì, figo. Enri, guarda un attimo. Ma guarda che bella persona. Hai visto che sei iscritto al canale, ha messo mi piace. Ma hai visto che bella bravo. Bella. Tu sì che sei proprio una bella persona. Bellissima. Bravo. E questo? Il lago scomparso? Ha una bellissima galleria di 2 chilometri, tutta così. E 173. E quando non c'è acqua si può fare direttamente in bicicletta. Oggi è una giornata fantastica, ma ieri ha piovuto, quindi molte pozzanghere. E finalmente arrivati a Siena. Signore e signori, benvenuti a Siena. Con l'immancabile Piazza del Campo.
Ci siamo! Finalmente siamo arrivati a Siena! E per essere aggiornato in tempo reale, seguimi su Instagram, ti lascio il link in descrizione. Pausa pranzo, un po' di pizza e panini ovviamente. Secondo round si passa ai panini con la cotoletta. Anche la strada normale offre fantastici paesaggi. Eh sì, noi arriveremo lassù. Oh, che belle! Verso il castello di Fonte Rutoli. Castellina in Chianti. Ti assaggia? Chianti classico a Castellina in Chianti. Grazie ai Godi, grazie. Grazie Antonio. Buon Antonio, buon Antonio. Pausa spettacolare. Ora lasciamo Castellina in Chianti e finiamo il giro. Eh sì, dobbiamo anche guardare qualche fiumiciattolo. E finalmente questa dovrebbe essere l'ultima discesa. Ed eccoli i nostri eroi, finalmente di ritorno. Siamo sopravvissuti. Ottimo. Defaticamento? Se il video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche, così rimarrai sempre aggiornato. A presto, ciao!